Puntuali e fedeli come sempre, cari amici della notte di Rai 1, anche questa notte. Maria Carta, questa notte si racconta, si confessa, subito dopo la nostra sigla. Eccola la sigla di Mezzanotte dintorni. Alla mia sinistra Maria Carta, buonasera, buonanotte, Buonasera. buon domani. Ecco, lei che cosa fa a quest'ora, dopo la mezzanotte? Ma molte volte giro per casa. Da sola? Sì, da sola. E che fa? Tante cose. Molte volte ascolto musica in cuffia perché non disturbo mai nessuno. Leggo, tante piccole cose. Lei vive da sola, signora Carta? Vivo con mio figlio. Come mamma com'è stata? Ma penso che sono a tempo pieno. Quanti anni ha suo figlio? Mio figlio ha quasi 13 anni. Quando canta, che cosa prova? È una grande emozione perché ho paura di non essere capita. E allora questa emozione mi dà la possibilità forse di dare di più di quello che in un certo senso Perché dovrei. qualcuno sinora non l'ha capita? No, mi hanno sempre detto, sei bravissima, peccato che non ti capiamo. E allora questa frase me la porto appresso da sempre. Perché secondo lei non la capiscono? No, ma non è che non mi capiscono, perché poi mi dicono anche che quando sentono cantare le mie Ave Marie piangono, significa... Ma purtroppo è un paese strano il nostro, e appunto non avendo un linguaggio unico nazionale il dialetto è difficile, che poi la nostra è una lingua. De Si lo definiva un antico provenzale. E allora, come tutte le lingue, chiaramente bisogna capirle. Però io sono testarda. I sardi abbiamo questa cosa di importante. C'è bisogno di sorridere, vero Maria Carta? Sì, c'è bisogno di sorridere. Lei com'è messa con l'umorismo, con le vignette? Ma con per esempio le l'umorismo... guarda quando le incontra in un giornale? Le trova Sì, le guardo, però difficilmente le leggo, in effetti. Non c'è bisogno di parola una vignetta, come se fatta diceva bene. Esatto. Non le leggo quasi Perché mai. c'è bisogno di sorriso? C'è bisogno di sorriso perché intorno abbiamo tanta tristezza. E sorridere forse è un aiuto per noi stessi, per sentirci forti. Io Lei credo. sorride spesso? Io sì, spesso. Forse io sorrido anche quando non dovrei. Però è una mia forza di carattere, Quando? una forma di carattere. Quando non dovrebbe Quando sorridere? sono in difficoltà, che sto male, allora io non accetto di star male, allora sorrido con me stessa. Piange anche? Moltissimo. Quando? Al buio di notte, non piango mai quando mi vede la gente, piango sempre di nascosto. È un suo pudore? È quasi una vergogna. Un pudore? Non Sì, no, farsi è vedere... vergogna di farmi vedere piangere. La grazia arriva in silenzio, che ne pensa Maria Carta? È bello, sì. È d'accordo? Perché in effetti la grazia la si chiede anche in silenzio, la si chiede di nascosto. Allora, come tutte le cose di nascosto, dovrebbero arrivare di nascosto. Come le è andata la vita, signora Carta? Ma è andata molto, forse è andata molto male, però anche bisogna vedere, avere il coraggio di affrontarla. No, non è andata molto bene, per la verità. Perché? Perché ho avuto dei grossi problemi. Ogni tanto cerco di risolverli, ne risolvo uno e ne viene un altro. E comunque accetto quello che si vede. Io credo molto nel destino. E vuol dire che... E poi credo in qualcosa al di sopra di noi. Che è Dio? E perciò aspetto che le cose brutte che mi sono accadute qua giù siano in un certo senso ripagate in un'altra forma. Quindi lei da un'altra parte. ha un profondo rapporto con Dio? Sì, e sì, profondo, sì. Da sempre? Sì, da sempre. O questi suoi problemi poi hanno avvalorato questo No, suo hanno rapporto? avvalorato, ma io poi in un certo senso mi porto avanti questo bagaglio da bambina, perché io a 8 anni cantavo la messa in latino. E allora forse c'è questo incontro interiore diverso da quello che può essere l'incontro di un altro bambino di quell'età. E ho incominciato a pensare a qualcosa che ci fosse appunto al di sopra di noi. Qualcosa di fin da bambina, da quando appunto invece si doveva giocare e non pensare. Ho chiesto molte cose in effetti anch'io, col mio mutismo interiore, perché nelle difficoltà siamo sempre muti, non abbiamo parole per esprimere il nostro dolore. E comunque io ho molta fiducia. E il senso dell'umorismo l'ha aiutato nella vita? Il senso dell'umorismo, ovvero... Ma dicono che noi sardi non ce l'abbiamo l'umorismo. Comunque credo. sì, a me mi piace, io accetto l'umorismo perché è una forma di vitalità. E insegna a scoprire il lato serio delle cose buffe e il lato buffo delle cose serie, che è importantissimo, fondamentale. Lei è solida interiormente? Sì, forse è l'unica cosa che ho. Ecco, che cosa vuol dire solidità interiore? Secondo lei? Perché io penso che c'è questo rapporto con se stessi, cioè quasi prima di uscire di casa, dico per frasi, e la cosa importante è capirsi, prima di affrontare quello che è l'esterno dal tuo essere. E io mi affronto tutti i giorni, interiormente mi affronto, mi misuro e mi critico, perché penso che sono la peggiore nemica di me stessa.
perché molte volte non mi sono amata, e però questo mi aiuta a frenarmi, ecco, a non parlare più del solito, a parlare meno di quello che dovrei. Però nel non parlare meno di quello che dovrei, a un certo senso forse mi riempio interiormente. Com'era da piccola Maria Carta? Beh, ero molto allegra, contrariamente a quello che posso sembrare adesso, perché ridevo e cantavo sempre. E quello era il mio modo di essere. Correvo moltissimo, ma io credo che il correre, come tutti i bambini in Sardegna, era quasi una liberazione, liberarsi da delle paure inconsce. Allora, quando avevo paura correvo e cantavo. E non sempre potevo correre, per la verità, cantare sempre, ma correre molte volte avevo i pesi in testa. Quando ha cantato per la prima volta? Per la prima volta ho cantato a 8 anni, mi ricordo era morto un mio amico, e allora ho cantato il Dies Irae in chiesa, e poi ero stata molto male, mia madre mi aveva proibito per un po' di tempo che io non dovevo cantare il Dies Irae, e poi invece è diventato uno dei brani più importanti di quello che è la mia musica. E ho cantato a 8 anni appunto questa messa con un Dies Irae tutta in latino, e la gente si piangeva perché era il dolore di accompagnare appunto un bambino che aveva 10 anni, però forse piangeva anche per l'emozione di sentire, perché io ero piccolissima da bambina, avevo paura di non crescere e avevo solo questo vocione che non so da dove venisse fuori. Ecco, è una cosa, è un ricordo che non lo dimenticherò mai. E poi la vita l'ha cambiata? No, non mi ha cambiato, in effetti sì, mi ha cambiato il rapporto con gli altri, mi hanno cambiato, perché io sono partita sempre dal principio che bisogna amare le persone. Poi essere amati non è colpa mia se non sono amata, però la cosa importante è amare gli altri. Però siccome amare molto gli altri e anche poi avere delle grandi delusioni, io ne ho avuto tantissime, comunque non ha importanza, continuo a pensare la stessa cosa e a voler bene alle persone. Quindi continua ad amare? Sì, sì. Lei come combatte la volgarità? Ma per me la volgarità è veramente un grosso... Ecco, che cos'è prima di tutto? Ma per me chi la usa, la volgarità, è un grosso difetto, perché è mancanza di delicatezza verso se stessi, io credo soprattutto, E come più che la verso gli combatte altri. lei? Ma non lo Quando so, la incontra, la quando forma la di scova? combatterla, il modo migliore di combatterla è facendo finta di non accorgersi della volgarità degli altri, perché combatterla poi non è facile, perché chi è volgare generalmente vive di questo, non pensa che può dare fastidio agli altri. A me mi dà molto fastidio la volgarità. Quando è diventata Maria Carta? Non lo so, forse sono diventata a 8 anni Maria Carta, ma sono diventata appunto arrivando in questa meravigliosa città, oltre 30 anni fa, quando ho incominciato a fare il mio lavoro da professionista. E allora lì sentivo appunto quelli che mi venivano, che molte volte venivano ai miei concerti e mi dicevano: sei brava, però non ti capiamo. E là lì è nata la vera Maria Carta, questa lotta, In effetti io sono una donna nuragica, se vogliamo, e per questo sono molto, molto forte. Cosa le dice la gente ora? Cosa le diceva prima, quando incontra la gente, gli altri quando la riconoscono? Quando mi riconoscono mi dicono perché non canto più e perché non canto in televisione, questo me lo dicono quasi tutti i giorni. E io rispondo che la colpa non è mia, sono dei televisivi, quelli che la fanno, che non si rendono conto che esisto anch'io, perché in effetti io sono venuta fuori televisivamente quando c'è stata l'ultima edizione di Canzonissima. E poi ho fatto delle cose, ma sempre di meno. E allora non lo so. Però la gente comunque si ricorda di me. Questo in un certo senso è molto importante. Si vede che ho costruito bene, nel senso che ho dato veramente un'emozione se la gente si ricorda ancora di quello che io... Perché in televisione lei lo sa che non vado da tanto tempo ormai a cantare. Questa notte vado una volta l'anno. A cantare questa no, notte questa notte sì. però c'è, ecco, lei prima accennava ai suoi problemi, anche qualche piccolo problema di salute superato. Quando si hanno dei brutti momenti, lei ha avuto la forza, la costanza di affrontarli e di superarli. Che cosa scatta dentro una persona e per poterli superare dove bisogna andare, che cosa bisogna fare? Ma io credo che in me, non lo so, forse anche negli altri, nasce una grande rabbia di non essere riuscita a tenere a bada il male. E poi per combatterlo bisogna avere una grande forza e credere che in effetti
niente perduto. Ecco, lei dove l'ha trovata questa forza? Ma forse quella mia grande forza io credo di averla trovata in mio figlio. Penso che sia lui la base fondamentale della mia forza e della mia volontà di superarla. Quanti anni ha suo figlio? 13, quasi. Com'è come mamma Maria Carta? Ma io come mamma sono una mamma, forse una mamma troppo mamma, però sono anche una mamma dolce, gioco anche con mio figlio, sono in un certo senso molto dura, perché anche se vorrei dare tutto quello, anche quello che non posso a mio figlio, però in un certo senso mio figlio deve capire che tutto quello che si ha nella vita bisogna guadagnarselo. E allora sono una mamma anche abbastanza forte. Cioè lo stato d'animo di una persona poi può influenzare il momento della estrinsecazione professionale, secondo lei? Io credo di sì, anche perché io penso, ho cantato, ormai canto da quasi 40 anni, e se io vado ad analizzare i miei concerti non c'è stato mai un concerto uguale, uno uguale all'altro. È stato sempre diverso e credo che questo sia, in un certo senso, anche un rapporto con il nostro inconscio, diventa come noi ci sentiamo dentro. Molte volte ci sono dei momenti di grande allegria e anche di grande distensione interiore. Invece ci sono dei momenti in lotta con noi stessi, però quando io devo cantare questa lotta con me stessa la devo lasciare fuori dal palcoscenico e non so fino a che punto poi gioca. Può darsi che quel giorno io canto meglio degli altri giorni di serenità, ecco. La sua più bella interpretazione, vista ovviamente da lei, qual è? Bene, Una canzone alla quale lei... Ma la canzone è la mia Ave Maria, che Deus Ecco. ti salve Maria, che è un brano del 1200 di Anonimo. E beh, in effetti per me è stata, anche perché poi è il brano conosciuto forse in tutto il mondo. La Baez l'ha definito uno dei brani più belli della musica popolare che esiste. E allora questo mi dà una grande emozione ogni volta, nonostante che la canto da 40 anni appunto. Prova sempre la stessa emozione, Sì, anzi più emozione? Sì, sempre. E poi provo ogni giorno, quasi un miracolo, che questa mia voce diventa sempre più strana, molto calda, non più stridula. E allora questo caldo che c'è in questa voce penso che mi dia la possibilità, ecco, di avvicinarmi anche di più agli altri. Quindi lei con la sua voce ha un ottimo rapporto, fa niente per la sua voce? No, lei? perché mi vergogno di cantare da sola a casa, non canto mai. Quindi Io non canto cura la solo sua prima voce. del concerto 2 o 3, 5 minuti per vedere, per provare, poi non canto mai a casa. E questo mi fa paura perché un cantante dovrebbe cantare tutti i giorni. E io non ho spazio, e quasi voler togliere lo spazio a un briciolo di emozione che posso avere ogni giorno. Che cosa le ha insegnato la vita, Maria Carta? Che la vita è molto dura. Mi ha insegnato ad avere fiducia negli altri, anche se molte volte non te la danno. Però io credo nell'uomo, credo nella volontà e credo soprattutto nell'onestà delle persone. Perché in un mondo c'è il bene e il male, e così negli uomini. Però io cerco di vedere sempre il lato positivo di una persona. Le sue paure? La sua paura? Le mie paure sono sempre lo spazio di quanto mi rimane. Perché quando una vive come me, dopo 2 interventi abbastanza pesanti e di tumore, ogni giorno penso, una giornata che il Padre Eterno mi ha regalato, quante ce ne saranno ancora, però vorrei che fossero tante, anche se poi magari una mattina ti alzi e sai che da quella mattina saranno sempre di meno. E la vita acquista un sapore diverso quando è così, secondo lei? Ma la vivi interiormente a tempo pieno e poi tutto quello che ti circonda ha un valore diverso, perché ami le cose che ti circondano e ami le giornate così come sono, perché sono più piene e di conseguenza sono Lei è più vere. ottimista o pessimista? Ma pessimista con me stessa o ottimista per quello che mi circonda, forse la via di mezzo. Ci avviciniamo alla conclusione. Come tutte le cose nella vita bisogna credere negli uomini affinché vada bene. Grazie a Franco Bergamasco, grazie a Maria Carta, grazie a voi cari amici della Notte di Rai 1. Vi aspetto, come di consueto, dopo il telegiornale 1 della notte, a mezzanotte e dintorni. Dintorni più, dintorni meno.